Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura oltre 5.000 voli cancellati e migliaia di ritardi. È il più grande blocco aereo dall'era Covid dopo la chiusura degli spazi aerei in Medio Oriente. La situazione resta in evoluzione con pesanti ricadute su passeggeri ed economia globale. Passiamo alla cronaca locale. Tragico incidente sulla statale 410 a Naro nell'Agrigentino. A perdere la vita un 24enne operaio albanese, 2 i feriti trasportati in ospedale. Lo scontro ha coinvolto un'auto con lavoratori diretti nei campi e un camion carico di frutta e ortaggi. Momenti di tensione nel Catanese dove un 54enne dopo una lite per un libro avrebbe minacciato con una pistola i 2 fratelli e la madre novantenne. Quando i familiari hanno tentato di disarmarlo li avrebbe morsi e colpiti con il calcio dell'arma. Per l'uomo è scattata la denuncia e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. C'è tanta rabbia invece per il ferimento di un carabiniere investito a Palermo nel quartiere Borgo Nuovo da un minorenne che avrebbe tentato di evitare una multa. Il giovane, inizialmente fermato senza casco, sarebbe ripartito colpendo il militare durante il controllo. E in chiusura blitz dei carabinieri a Caltanissetta, 3 giovani sono stati arrestati mentre, secondo l'ipotesi investigativa, stavano per introdurre droga e smartphone in carcere utilizzando un drone. Sequestrati 300 grammi di hashish, 18 telefoni, quasi 14.000 euro in contanti e l'apparecchiatura per il volo. Per questa edizione è tutto. Prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.